si la dice: se uno scienziato non viene ricordato dalla storia, può accadere soltanto per due motivi: o ha scoperto troppo, o ha scoperto troppo poco. New York, Long Island. Potrebbe essere alta 50 metri e ai suoi piedi una sorta di edificio, una casa, forse un laboratorio. Alla sua estremità superiore quella che sembra essere una cupola, forse in rame. L'invenzione della corrente alternata è soltanto un passaggio intermedio. Si riferisce all'invenzione del telegrafo, suppongo. Energia. Chi ha mai parlato di energia? Basterà costruire una di queste torri in qualsiasi parte del mondo e ogni paese avrà energia gratuita.